questa Varchi di mediocrità, che è il secondo brano, diciamo, di questo vostro EP secondo. fresco di stampa, e abbiamo parlato insomma delle viaggiano ste Gibson, viaggiano, le fanno andare, viaggiano forti, e adesso io infatti vorrei anche così indagare un po' su quelli che sono magari i vostri riferimenti. Non so se avete seguito il concerto del 1° maggio a Roma, c'è stato qualche gruppo che vi ha colpito, qualche gruppo che ha fatto particolarmente schifo, non lo so. potete affidare, cioè, potete veramente Potete. cioè, A me Avete piacciono un diritto sacco a non di Zen rispondere? Circus. mi sono piaciuti un sacco di Zen Circus. È giusto, E li ho trovati, vabbè, una vecchia guardia, sai. Boh. quando dice vecchia guardia ci guarda come dire, voi che ne sapete di vecchie Comunque, guardie. grazie. Vabbè. No, Sì, Queste sì, sono l'atteggiamento è quello positivo che diciamo ci un po' del aspettavamo. nostro filone, secondo me. più rock, Sì. invece diciamo su questi filoni nuovi, diciamo più elettropop, trap, boh. rimanete diciamo un po' irritati, diciamo, non è ancora Irritati no. no, però non è ancora un genere, diciamo, No, che vi sentite sentite- Che familiare. abbiamo, Non partecipi, diciamo. Non vabbè, è chiaro, abbiamo visto l'hip hop che ha preso piede. vedi? ha preso piede l'hip hop, ma tu lo dicevi già da tempo che avevi preso. Io te lo dicevo, facciamo l'hip hop, Facciamo l'hip hop perché Lui- quello lui va. mi remava contro e adesso vedi potevamo essere due stelle dell'hip hop. Anche se dal vivo ha ancora sui grandi problemi. Però, Vabbè, dal vivo però è più comodo perché vai con la base, però comunque fare una bella performance hip hop dal vivo penso che questo è vero. non sia facile. Infatti perché noi abbiamo mi è piaciuto un sacco Willy Peyote. non Willy so, Peyote, il nostro che è compaesano. un che è sa- torinese, lui che si è abbiamo visto visto proprio la video. differenza tra lui e gli altri. secondo me. Bene, il bene. poco che ne capisco, guarda, io. ci sono due, sostanzialmente le differenze che puoi notare in quel contesto lì sono intanto dei contenuti espressi che sono evidenti, cioè Sì, una cosa di Willy Peyote, che è una cosa di Frankie High Energy quando è iniziato, Un grande. e poi di conseguenza anche però tutto, cioè c'è proprio, nel senso è vero che sono solo le basi, però c'è una qualità anche nel suono che si distingue. È diverso. C'è questo con la moto. Ti piace a te quel suono lì della Mi sta moto? troppo Ti piace? prendendo. Vabbè. Più o meno, diciamo, la chitarra distorta lo ricorda abbastanza. Adesso che siamo in diretta streaming al mondo, che brano volete annunciare? Idiota. Idiota, mi sembra T'ha anche guardato, perché- No, Ma guardate guardavi in solo camera. lui, mi è Ma sembrato guardate in proprio camera. evidente che hai scelto la tua vittima Che è il sacrificata. pezzo che apre l'EP. È vero, confermo. il il numero pezzo- uno. La number one, la title track invece è la numero 2 qui nel live set che state facendo al salotto in Piazza Vittorio. Questa è Idiota. Sai, il fatturato sale, ma l'uccello cade, la gallina ce l'hai già, vi incontraste tempo fa, mondo non ti vuole, ma il tuo ego gode, tu respiri libertà nella gabbia dell'identità, non conosci il fine, solo l'apparire, doppio petto in stile, rappresenta la tua vacuità, non conosci spine, ma tu sei felice che i tuoi denti fini ti permettano di mordere. Guarda come sei conciato, sei truccato da reato. Se la vuoi quella pistola, te la infili dritta in gola. Fai attenzione a non sbagliare, ti potresti poi pentire. Tanto questa società non ti riconoscerà. Il tuo lavoro da pagliaccio e la camicia da fantoccio. Ti ricordi quando a scuola non venivi ai tempi allora? Ti mancava il fegato, non postavi i tuoi farò. Poi gli incontri e le bruttine ti hanno fatto un po' salire. Ora giri dentro un Porsche, chissà quando ti vedrò. Dare i soldi a una puttana ti accompagna la mattina per sentirti meno solo nella tua mediocrità. Tu non
cerchi sogni affini, ma raggiri i tuoi sospiri per star dentro a questo mondo con la superiorità. Guarda come sei conciato, sei truccato da reato, se la vuoi quella pistola te la infili dritta in gola. Fai attenzione a non sbagliare, ti potresti poi pentire, tanto questa società non ti riconoscerà. Il tuo lavoro da pagliaccio e la camicia da fantoccio. Grazie mille. Corrosione, questa era Idiota che abbiamo ascoltato. Avete guadagnato, diciamo, un altro fan, perché il nostro Giorgio Olmoti qui sono era entusiasta. è definita quasi una musicaterapia, diciamo, perché è partita, Sì, io ti ha vengo, rilassato. pago, voi suonate, io pago, sto lì sdraiato, faccio così. Senti, ci chiedevamo, giustamente volevamo fare un attimo la geolocalizzazione. Voi arrivate esattamente Della provincia di Cuneo, dalla Savigliano, Savigliano, Fossano. come no? C'è. Fossano conosciamo, io perché c'è la Maina che fa i panettoni, ma non dobbiamo fare pubblicità. Vabbè, ormai Lui tanto non è perché c'è stagione, nata la voglio Barale dire, e tanto lui ha passato anni c'è nata della la sua Barale a vita. Fossano, avete una Ma non cosa. sei- cioè, ti mancano E proprio molte le basi. No, altre ma io cose. sai che ho i ricordi deboli. Dal profondo west italiano, Sì, sì, ovest no, vabbè. profondo. Ma veniamo tutti da un profondo qualcosa. Chiaro, chiaro. Chissà che storie che si raccontano dalle vostre parti sulla Barale, ma lasciamo perdere, adesso non andiamo, no, perché sai, Tra, conoscono, tra una sai, fetta di pane di no, nocciolato magari belle all'altro. storie, che ne sai, Non che paga non le paga le multe. multe. Vabbè, non è giusto anche, vuoi fare pagare le multe, ci mancherebbe. Allora, senti, ci stiamo sempre più addentrando in questo vostro lavoro. Abbiamo ascoltato i primi due pezzi, a questo punto ci aspettiamo il lentone, può essere? Il lentone, C'è, sì, vedi c'è il che lentone. vedi che Vedi che lo- lui io ormai sa lunghissimo. il lentone che si intitola, fammi Abbiamo capire detto, un po'. sai fammi- la differenza. che è il testo, sai la differenza? Questo è un brano, diciamo, È più una riflessivo, ballad, sì. una storia d'amore. Sì, voilà. Ma, non Non so. ci siamo parlati. Quest'altra era tostissima, questa di prima, cioè ci ha Cioè, fatto anche un po'. Lo odiamo quello lì che avete Sì, descritto. sì, sì, è Invece classico. adesso ci È la rilassate. rivista che Sì, abbiamo adesso tutto. sì, È sì. chiaro, è chiaro. Invece, diciamo, dopo questo momento così Ora anche- vi facciamo innamorare. Ah, sì. adesso ci fate innamorare, fateli innamorare. Possiamo noi- ballare io e lui, io e Mao. no, noi lo facciamo volentieri, facciamo, se è un valzer sicuramente, però non so se è un tre quarti adesso. No. No. 4 quarti. Quattro stretto. quarti, ve l'ho detto, però una ballad, signori, loro sono i Corrosioni e questa è Sai la differenza. Sai che se fossi il tuo Cristo non risorgerei. Sono troppo pigro anche per occuparmi dei fatti tuoi. Mi crocifisso e poi mi tendi la mano, cosa mai vorrai? Se non mi dici cosa pensi non credo che risolverai. La vita che passa ti offre possibilità. La provincia, l'arrivismo, la carriera e tu non penserai che per distruggere un castello di roccia non ci vuole poi tanto. Basta lasciarlo da solo di notte, abbandonarlo di giorno e poi pensare che il passato è passato e che non conta più niente, e né di quello che dico e neanche della mia gente. Se davvero posso immaginare quello che penso, resti piano piano tutto quanto questo tempo. Oh.
solo, poi guardo quelle foto lì. Sono tante storie che mi riempono il cuore ed io rimango qui ad accettare che ritorni il sole quando tu verrai, ad aspettarmi per dimenticare, poi me lo dirai che non si è fatto qualcosa per niente per ricominciare. Magari oggi ci prendiamo le ferie per ricordare che abbiamo scalato le montagne di rabbia e i fiumi di merda, sempre pensando che insieme si vincono le battaglie e la guerra. Viaggiando insieme noi potremmo affrontare le paure più serie. E sai poi chi se ne frega di tutte quelle miserie, di tutti quelli che non riescono a dirsi che hanno un problema. Domani lo ricorderai, domani lo ripenserai.